Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Spara al fratello, lo uccide, chiama il 112 a San Gregorio nel Catanese, delitto per dissidi familiari. La vittima aveva 44 anni. Bufera sull'AMAP, la società che gestisce il servizio idrico a Palermo, sequestro di beni da 20 milioni di euro per 3 indagati accusati di indebita percezione di fondi europei. Il ponte si avvicina, il Senato approva la conversione in legge del decreto che riattiva la società Stretto di Messina, ma il progetto andrà aggiornato. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, in Sicilia per un tour elettorale critico sulla realizzazione dell'opera. La mobilità sostenibile stenta a Catania. Secondo uno studio del CNR, la città è ultima in classifica per ecocompatibilità del sistema dei trasporti e per la qualità dell'aria. Male anche Palermo. Calcio, lo stadio Massimino di Catania va verso la gestione esternalizzata, bando da 14 milioni di euro, concessione decennale. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa edizione di Sicilia 24. In apertura la cronaca a San Gregorio, siamo nel Catanese. La scorsa notte un uomo ha ucciso a colpi di pistola il fratello che soffriva di disturbi mentali e più volte lo aveva minacciato. Sentiamo Lorena Dolci. È il cane che abbaia insistentemente a mettere in allarme gli abitanti di questa villetta in via Masaccio, alla periferia di San Gregorio. Sono le 3 di notte e Rosario Vitale, cuoco cinquantenne, salta per aria. All'esterno, in questa stradina secondaria, c'è il fratello minore Davide, 46 anni, disoccupato, tossicodipendente, con problemi mentali e già sottoposto a TSO. Non è nuovo a queste incursioni. La notte scorsa, però, brandisce un coltello e agitato lo minaccia. Rosario si presenta al portoncino di casa armato di pistola. Al culmine dell'ennesima lite spara 3 o 4 colpi all'indirizzo del fratello. 2 proiettili lo raggiungono alla testa e al torace. Uno dei proiettili si è conficcato nel muro, questo è il foro, proprio accanto alla cassetta della posta. A quel punto Davide chiama il 112, i carabinieri lo trovano accanto al cadavere. Ai militari a cui si costituisce racconta di avere trascinato il corpo dentro il cortile all'interno della villetta per cercare di rianimarlo, ma inutilmente. Per lui scatta l'arresto in flagranza, un omicidio che arriva al culmine di anni di conflitti di natura familiare, aggravati da disturbi mentali della vittima che aveva anche precedenti penali. Noi l'abbiamo trovato qui davanti casa che ci attendeva. Aveva paura di questo fratello, diciamo, con problemi psichiatrici, e tant'è che negli anni si sono susseguiti vari interventi da parte nostra, anche da parte della Polizia di Stato, proprio per queste continue aggressioni da parte del fratello. L'assassino, che si trova già in carcere, viveva in questa villetta con la compagna e la figlia di lei, mentre al piano superiore abita l'ex moglie con il figlio 20enne che ha assistito alla scena. Pare che Rosario Vitale avesse cercato di prendersi cura di questo fratello problematico e gli pagava l'affitto. Sul posto gli investigatori del RIS, che hanno sequestrato l'arma, una pistola Beretta illegalmente detenuta, che è stata inviata alla sede di Messina insieme al coltello che la vittima avrebbe portato con sé. A confermare la confessione dell'omicida saranno i filmati di una telecamera di videosorveglianza collocata in fondo alla strada e che sono stati acquisiti. Ci spostiamo al Palermo, dove c'è stato un blitz e il sequestro di beni degli amministratori di AMAP, che è la società che gestisce l'acquedotto pubblico appunto di Palermo della provincia. Durante la sindacatura Orlando avrebbero ottenuto un finanziamento irregolare dall'Unione Europea. Manlio Viola. Si allarga lo scandalo depuratori a Palermo e provincia. I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo da 20 milioni di euro nei confronti dell'AMAP, l'azienda acquedotto a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia. Il provvedimento di sequestro riguarda sia i beni aziendali che quelli dei suoi amministratori fra il 2014 e il 2019. Ad essere colpiti sono Giuseppe Aragonese, 63 anni, direttore generale di AMAP, e gli amministratori Alessandro Di Martino, 53 anni, amministratore unico dal 18 marzo
marzo del 2019 e Maria Concetta Prestigiacomo, 70 anni, amministratore unico dal 23 marzo 2014 al 18 marzo 2019. Sono tutti e tre indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravata dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Le indagini partono dalla denuncia presentata direttamente dalla Banca Europea degli Investimenti presso la sede della Procura Europea in Lussemburgo. Riguardano un prestito agevolato di circa 20 milioni di euro per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. I manager dell'azienda palermitana, secondo le indagini, avrebbero consapevolmente omesso di comunicare alla banca, fra il 2017 e il 2020, di gravi e reiterate violazioni ambientali anche di rilevanza penale. Quelle violazioni sono poi sfociate in una ordinanza di commissariamento giudiziario emessa nel 2021 dal GIP di Palermo. Nei mesi scorsi su questa vicenda la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici dell'AMAP per lo scandalo della malagestio dei depuratori. Si tratta di 5 indagati, figura di spicco, quella proprio di Maria Prestigiacomo, ex presidente dell'AMAP ed ex assessore di Palermo, e dell'attuale amministratore unico della municipalizzata Alessandro Di Martino. Con loro ci sono poi i dirigenti Angelo Siracusa, Adriana Melazzo e Dorotea Vitale, responsabili a vario titolo degli impianti. Dopo lo scandalo la regione subentrò e accelerò al massimo l'iter per arrivare ad avviare i lavori di potenziamento dei depuratori. Nel settembre scorso fu aperto il cantiere per il raddoppio del depuratore di acqua dei Corsari, la più importante delle opere previste a Palermo in campo fognario e depurativo. La struttura guidata dal commissario unico per la depurazione dispose la consegna definitiva dei lavori alla ditta affidataria. Ora si potrà realizzare un impianto da 880.000 abitanti, equivalente capace di coprire il territorio di Palermo, ma anche quello di Altofonte, Ficarazzi, Villabate e la frazione di Portella di Mare del comune di Misilmeri. Cambiamo argomento. Ieri l'approvazione in Senato del decreto legge sul ponte, la conversione in legge del decreto. Salvini traccia la roadmap dei lavori e conferma i 100.000 posti di lavoro. Adesso la palla però passa ai tecnici. Roberta Lunghi. È il ponte più studiato al mondo, più verificato al mondo, più indagato al mondo, più approfondito e più atteso al mondo. È il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa, soddisfatto dopo quell'applauso dai banchi del centrodestra in Senato alla lettura dei risultati delle votazioni. 103 sì, 49 no, 3 astenuti che hanno decretato l'approvazione dell'Aula alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto. Un simbolico spartiacque di un necessario cambio di passo tra il prima fatto di opinioni pro o contro il ponte e l'oggi che implica il passaggio della palla al come e cosa sarà, ai fondi per la realizzazione, alle analisi costi-benefici che appaiono vecchie di oltre 20 anni, laddove queste considerazioni dovrebbero sempre essere una premessa. Le stime sul traffico che erano state fatte al 2001 per i giorni nostri e ancora avanti non tenevano conto di alcuni fatti che poi sono maturati, per esempio lo sviluppo del fenomeno del low cost nel trasporto aereo, forte crescita del trasporto delle merci con le autostrade del mare, quindi su navi. Il ponte, ha detto Salvini in conferenza stampa, lo faranno gli ingegneri, tecnici, di certo non la politica, segnalando così la roadmap che prevede lo start dei lavori nel 2024 per concludere nei primi anni del 2030. Il ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso, prevede una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri, 6 corsie stradali previste, 2 binari ferroviari, una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli all'ora e 200 treni al giorno. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7.1 magnitudo della scala Richter, ma l'aggiornamento è d'obbligo alle esigenze del tempo. Un esempio su tutti. L'impalcato del ponte lascia una luce libera tra la sua parte inferiore e la superficie del mare di 65 metri. Oggi negli ultimi decenni abbiamo assistito a una continua crescita delle dimensioni delle navi che trasportano le merci, le navi che trasportano i container, la cui altezza sfiora i 60-62 metri in alcuni casi. Quindi realizzare un'opera alta 65 metri quando la nave più alta già oggi è 62 metri e queste opere hanno una vita tecnica, si spera, molto lunga, diverse decine di anni, quindi potrebbe diventare un vincolo. Salvini ha salutato l'opera come un orgoglio italiano nel mondo. Verranno, ha dichiarato il ministro, da tutto il mondo a studiare, a visitare, a cercare di copiare. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani, ha detto a Salvini, ma incarna un riscatto per il Sud. Io penso per Sicilia e Calabria sia un risarcimento danni dopo 50 anni di promesse mai mantenute.
E sempre sul ponte il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi in tour in Sicilia, è critico proprio sull'infrastruttura. Dice non c'è alcun finanziamento o un capriccio di Matteo Salvini. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Tour elettorale di Giuseppe Conte in Sicilia a sostegno dei candidati del Movimento 5 Stelle. A Trapani si sofferma a parlare con i giornalisti. Dito puntato sul governo, sordo a suo dire di quelle che sono le vere esigenze degli italiani e spaccato al suo interno con continui litigi fra i partiti della maggioranza. Un governo inadeguato che ha riesumato, afferma Conte, un vecchio progetto sul ponte sullo Stretto per le velleità del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini. Questo è un vecchio progetto che è stato riesumato per assecondare le velleità più che la concretezza del ministro di turno, in questo caso Salvini. Sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto c'è soltanto tante chiacchiere, nessun concreto finanziamento, ma solo la prospettiva, se si realizzasse, di perdere tanti soldi per varie attività preliminari. Noi vogliamo concretezza per questa terra, dobbiamo rafforzare e portare a terra i soldi del PNR per tutte le infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o progettate e non ancora iniziate e realizzate. Un governo, afferma Conte, che sta sprecando i soldi del PNRR. C'è un governo che non riconosce che c'è un lavoro precario, che c'è gente in difficoltà economica, sociale, che c'è gente che ha contratto mutui che non riesce più a pagare. E in più, ripeto, si stanno sprecando i soldi del PNRR, che è una grande opportunità per il Paese. Conte annuncia dunque una grande mobilitazione a Roma il 17 giugno contro l'inadeguatezza e la poca concretezza del governo. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha nominato i commissari prefettizi che si occuperanno dell'amministrazione provvisoria del comune di Castiglione di Sicilia, sciolto per mafia 2 giorni fa dal Consiglio dei Ministri. I commissari designati sono il viceprefetto Mariella Salerno, il viceprefetto aggiunto Fulvio Lagna e il funzionario Mirella Portaro. Adesso ci occupiamo sempre di emergenza migranti, perché la nave Diciotti della Guardia Costiera ha soccorso a circa 16 miglia dalla costa della Sicilia, nelle acque SAR nazionali, 423 migranti che si trovavano a bordo di un peschereccio. Le persone sono state in parte poi trasferite nei porti di assegnazione anche grazie all'impiego della motovedetta CP320 e della nave di Frontex MEI 1107. Questa notte nuovo intervento da parte della Diciotti con il supporto della Dattilo a favore di un barcone con 671 migranti a bordo, avvistato a 49 miglia a sud-est di Siracusa, in area SAR italiana. Le operazioni di trasbordo con l'ausilio della motovedetta CP320 sono state ultimate questa mattina. Ci fermiamo una breve pausa, torniamo con altri servizi. A Palermo è emergenza, furti con spaccata. Bande di rapinatori distruggono le vetrine dei negozi e rubano all'interno. Un modus operandi sempre più frequente. Marco Gullà. Una vera e propria emergenza imperversa tra le vie di Palermo che sempre più spesso vedono in azione malviventi pronti a mettere in atto furti o rapine. Il modus operandi è sempre lo stesso: vetrine spaccate dei negozi e furti all'interno. Le ultime 2 rapine sono avvenute ieri, presi di mira 2 bar-ristoranti, ma anche la scorsa settimana era già accaduto qualcosa di simile. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio sono stati ben 3 colpi messi a segno a Palermo, tra cui anche il negozio di Louis Vuitton in via Libertà. È emergenza. Mentre la lista delle attività colpite si allunga, i commercianti continuano a chiedere maggiori tutele e controlli, soprattutto per il centro. Abbiamo sentito chi il furto della cosiddetta spaccata l'ha subito per ben 2 volte. Sì, noi siamo stati, ahimè, tra i primi a subire questo tipo di danneggiamento e poi ad oggi, e speriamo che rimanga così, gli unici ad averlo subito per 2 volte a distanza di 6 mesi. Oltre al danno alla beffa, perché oltre ai furti che ovviamente compiono all'interno c'è anche una vetrina da riacquistare. Sì, c'è una vetrina da riacquistare, ma c'è anche un danno impalpabile, un danno morale, perché poi vai a letto con la preoccupazione che non si ripeta, insomma ci sono anche dei danni collaterali non indifferenti.
Sono mesi che gli esercenti palermitani vengono derubati da una o molte più probabilmente bande di balordi che utilizzano la tecnica della spaccata. Un problema in più per i titolari di attività che, oltre al furto della propria merce, devono poi risolvere immediatamente il problema delle vetrine. Fino all'ultimo report, Palermo, tra le più grandi città d'Italia, era una delle più sicure. Adesso, con gli eventi degli ultimi mesi, delle ultime settimane, invece siamo molto preoccupati. Siamo molto preoccupati perché negozi, tabaccherie, bar subiscono costantemente di notte ormai degli attacchi per pochi spiccioli possibilmente, ma che recano dei danni veramente ingenti alle attività economiche. Quindi il nostro è un appello di preoccupazione affinché si cerchi di contenere questo fenomeno dilagante. E adesso il timore è che questa emergenza possa invece dilagare anche su altri quartieri della città. Da Palermo a Catania, che è l'ultima d'Italia per mobilità sostenibile. Secondo un rapporto del CNR, la città è la peggiore nel mettere in atto soluzioni che diano vita ad una mobilità che sia vantaggiosa per l'ambiente e per le persone. Eva Spampinato. Milano in testa alla classifica, Catania ultima. Sembra un cliché, eppure quando si parla di mobilità sostenibile i luoghi comuni vengono confermati. Secondo il rapporto Mobilitaria 2023 realizzato da Kyoto Club e dal CNR, fra le città metropolitane italiane Catania è la più lontana dall'obiettivo europeo di mobilità sostenibile per il 2030. La precedono Reggio Calabria e Palermo. La Sicilia dunque si conferma fanalino di coda nell'ambito dell'ecomobilità. Lo studio analizza i dati della mobilità e della qualità dell'aria al 2022 nelle 14 città metropolitane italiane e posiziona Milano sul podio con un deficit del 32% in rapporto agli obiettivi da raggiungere, seguita da Firenze, Venezia, Bologna e Roma. Catania è in fondo alla classifica con il 76% di deficit, Palermo è terzultima a quota 73%. La notizia non lascerà stupiti né cittadini né amministrazione. Ogni parte riconoscerà le falle del sistema, ma anche le colpe caratteriali, chiamiamole così, di una città in cui si continua a preferire l'auto ai mezzi di trasporto pubblico, che certo non brillano per efficienza, il posteggio selvaggio, esattamente davanti alle attività commerciali, al sistema di scambio modale dei mezzi di trasporto. La mobilità sostenibile è definita da 5 indicatori: trasporto pubblico potenziato e non inquinante, mobilità attiva, mobilità condivisa, tasso di motorizzazione e ripartizione modale. Nessuna sorpresa dunque nello scoprire che Catania e Palermo, terzultima, sono le peggiori città d'Italia nel mettere in atto soluzioni che diano vita ad una mobilità che sia vantaggiosa per l'ambiente ma anche per le persone. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Sarà pubblicato domani il bando per l'esternalizzazione dello stadio Massimino a Catania. Il valore della concessione è valutabile in circa 14 milioni di euro. 45 giorni di tempo per presentare le offerte, poi la valutazione e l'assegnazione. Marco Carli. Esternalizzare, la parola chiave che riguarda gli impianti sportivi per abbassare i costi comunali. A Catania parliamo in particolar modo dello stadio Massimino, in questo periodo sottoposto a lavori di restyling. E dunque ecco il bando che sarà pubblicato nella giornata di venerdì e riguarda la gara europea di concessione dello storico palcoscenico del calcio cittadino a Catania. L'avviso sarà consultabile sulla Gazzetta Ufficiale Europea e contestualmente sul sito internet del Comune di Catania. Per presentare offerte verranno assegnati 45 giorni di tempo. Per queste procedure ne sono previsti minimo 35, ma si è deciso di aggiungere 10 giorni anche, fra le altre cose, perché è la prima volta nella storia che si affida totalmente ad altri gestori lo stadio. La concessione durerà 10 anni, prorogabili per altri 10. Insomma, un passaggio importante per il Catania che progetta il suo futuro, anche se la gara è ovviamente aperta a tutti e scaturisce dalle delibere dello scorso agosto, quando il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione del Massimino. L'impianto, si legge in una nota del Comune, è l'unico considerato di rilevanza economica e verrà giudicato sulla scorta di una complessa procedura di valutazione che terrà conto della capacità economica e di quella tecnico-professionale, vale a dire l'esperienza nella gestione di impianti. Andrà presentato un progetto di gestione e pagato un canone che sarà graduale sulla base della categoria in cui giocherà la primaria squadra della città, vale a dire il Catania. In sintesi, chiunque si aggiudichi la gara, nell'ipotesi in cui non fosse il club di Pelligra, dovrà garantire ai rossazzurri di disputare le proprie gare nell'impianto, ma come detto l'opportunità ghiotta è importante per la società dell'imprenditore italo-australiano. Il valore della concessione è valutabile in circa 14 milioni di euro. Per questo
motivo è necessaria la procedura europea. Intanto proseguono i lavori per il restyling dello stadio. Completato lo smancamento del terreno di gioco, si sta provvedendo al movimento terra, fase propedeutica al rifacimento del drenaggio, a cui seguirà la posa del manto erboso. Le curve da metà giugno accoglieranno nuovi seggiolini che poi saranno posizionati anche nelle tribune. Operai in azione anche per rifare tutti i bagni dei vari settori e nel Cibalino, che nella prossima stagione avrà un ruolo importante per gli allenamenti della prima squadra. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.